Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, Napoli-Barcellona 1-1 il giorno dopo. C'è tanto da parlare, però mi raccomando, iscrivetevi al canale, è gratis, lo sapete che è gratis, però è importantissimo che vi iscriviate al canale. Detto questo, è importantissimo anche il tasto like e il commento qui sotto, perché ragazzi, grazie ai like e grazie ai commenti il video sale e noi andiamo in top. Andiamo top. Detto questo, a parte le stronzate, scusatemi. Io vedo dei napoletani, dei tifosi napoletani, no? Molti tifosi napoletani che dicono: potevamo vincere ieri sera, l'1-1 è bugiardo, noi dovevamo vincere. Io vi faccio vedere solo una cosa, no? Perché poi io non vorrei dire altro. Però quando vedo queste cose, no? Io rabbrividisco quando vedo certe cose. Vedo e sento certe cose, perché secondo me loro la partita non se la sono vista. Non se la sono vista perché ora vi faccio vedere solo una cosa. Allora, Napoli-Barcellona, io vi farei vedere un attimo le statistiche di questa partita, no? Perché io sento e dico: oh, ma noi meritavamo il pareggio, la vittoria. Ecco qua, queste sono le statistiche. Ora scusatemi che si vedono un po', ma guardate un po' i tiri, va bene? 6 tiri e 1 in porta. Guarda il Barcellona, 12 tiri di cui 6 in porta. Allora, quando voi dite meritavamo la vittoria, io non lo so se fate per prendervi gli iscritti o perché volete prendere per il culo i vostri iscritti, perché ragazzi io non me lo riesco a spiegare. Allora, tu il primo tempo, di cui il Barcellona ha fatto 7 tiri, di cui 3 in porta, con 3 paratone di Meret, se il primo tempo finiva 0-3, non avevano rubato nulla, non avevano rubato nulla. Nel secondo tempo, comunque hanno fatto 3 tiri in porta, sommando i 5 totali, va bene? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, questi ci hanno messo le palle in testa ieri sera e io devo sentire alcuni tifosi napoletani che pur per fare delle visual devono dire però dovevamo vincere ieri sera, è incredibile che hanno avuto culo e abbiamo pareggiato, il Barcellona ha avuto culo che ha pareggiato contro di noi. Le partite come le guardate, Cioè io questo vorrei sapere, voi le partite come le guardate? Va bene che nel secondo tempo c'è stata la svolta tattica del Napoli negli ultimi 10 minuti. Dopo il pareggio il Napoli ha fatto vedere qualcosina in più, ma a livello di tiri, noi abbiamo preso solo angoli. Quindi di cosa vogliamo parlare? Perché io già sento, Calzona ha fatto il miracolo. Il miracolo è stato pareggiarla questa partita. Io sento dire gente: Kvara ha giocato male, è giusto che l'ha cambiato. Kvara ieri ha giocato male per il semplice fatto che Olivera non è buona. Olivera non è cosa sua. Io sento dire: Olivera è stato il migliore in campo. Ha contrastato un ragazzino di 16 anni Olivera ieri sera. Ha contrastato un ragazzino di 16 anni che facevi... si cagava sotto. Cioè, ora già mi immagini come ti chiamare il futuro pallone d'oro. Ad oggi, a 16 anni, nemmeno 17 anni, lo potevo marcare pure io a livello psicologico. Lo devasti un ragazzo di 16 anni facendogli 2-3 falli, va bene? E quando io sento dire che Kvara non ha giocato bene, ieri sera era giusto il cambio con Lindstorm, va bene, Kvara deve stare zitto. Guardate quante sovrapposizioni fa Olivera a Kvara in tutta la partita. Guardate quella fascia a sinistra quante volte è stata picchiata da Olivera. E poi fate un confronto, andate sull'altra fascia, sulla fascia destra, e guardate Di Lorenzo e Politano quante sovrapposizioni hanno fatto. Va bene? Poi capite il perché Kvara ha giocato male ieri. Va bene, io non voglio fare il polemico, non voglio dire il Napoli ieri sera ha pareggiato. È giusto il pareggio? No, perché il Barcellona si è mangiato certi gol incredibili. E quando sento dire Calzona l'ha preparata benissimo, ragazzi, un allenatore in un allenamento e mezzo non può far cambiare la mentalità a questi ragazzi. Non venite a dirmi stronzate, vi prego, perché si vedrà fra 20 giorni Calzona. Quando andremo a giocare a Barcellona si vedrà Calzona. Anche forse già dalla prossima vedremo qualcosina di Calzona. Però voi non mi potete venire a dire il Napoli meritava la vittoria di ieri, perché sinceramente o mi prendete per il culo o prendete per il culo i vostri iscritti perché dovete fare le visual, e a me questa cosa non mi piace.
Io l'ho detto anche nella partita Inter-Atletico Madrid, quando tutti quanti hanno detto grande Inter, 1-0, 1-0. Io ho detto sì, l'Inter ha fatto una buonissima partita, ma c'è rammarico per il risultato, perché poteva finire benissimo 3 o 4-0 questa partita se Arnautovic le buttava tutte dentro queste grandissime occasioni da gol. E stessa cosa lo dobbiamo dire della partita di ieri. Il Napoli ieri è andato a sprazzi, i primi 10 minuti, i primi 10 minuti della partita, chi ha visto la partita i primi 10 minuti, si è fatto giallo in da mutande, cioè, ragazzi, è vero, anche l'ultimo tiro di Gundogan, se non sbaglio di Gundogan, ma non vorrei dire, a me mi si è gelato il cuore, ci ho detto, loco, è finita, 2-1, tutti ce lo siamo immaginati che quella palla fosse entrata quando ha toccato il palo esterno, sinceramente, quando, no, a parte le stronzate. Quindi non mi venite a dire, si è già visto il Napoli sarriano, ma il Napoli spallettiano, no ragazzi, finché voi continuate a dire il Napoli di Spalletti, il Napoli di Sarri, il Napoli di Benitez, no, perché alcuni già hanno detto, anche alcuni, hai visto quando hanno battuto il secondo tempo, il calcio inizio, lo facevano pure con Mazzarri, di mettersi tutti lì e pure con Garcia, ma siccome avete memoria che dovete eliminare tutto, va bene, siete un po' come pesci rossi, quando vedo io dico, visto hanno battuto il calcio d'inizio come era con Spalletti, quindi sta ritornando, no, no, perché l'abbiamo fatto sia con Mazzarri e sia con Garcia. Il Napoli in quest'anno l'ha sempre fatto, e partire in quel modo, lasciando solo il Lobotka e il Rachmani per il lancio lungo. Cioè, quindi non venite, state un po' andando un po' in confusione totale quest'anno, io lo devo dire se sono sincero, poi che Calzona naturalmente possa aver dato uno stimolo in più, naturalmente perché tu cambi l'allenatore, è questo, ma quello stimolo in più ce l'abbiamo avuto anche in Atalanta-Napoli, dove il Napoli vinse 2-1. Vuoi non vuoi papera di carne secca, però quel Napoli di Mazzarri vinse 2-1, già tutti quanti lì a dire siamo tornati, il Napoli è tornato, grande Mazzarri, e poi sappiamo tutti come è andata a finire la storia fra Mazzarri e il Napoli. Quindi io è questo che vi voglio far capire, non ci esaltiamo troppo, perché questo Barcellona qui è scandaloso, lo possiamo dire, cioè in attacco sono il devasto, e l'abbiamo visto perché in attacco fanno dei movimenti allucinanti, tutto 1-2, e sono veramente forti, ma dal centrocampo in giù questo Barcellona è vulnerabile, ma è veramente vulnerabile. Io ieri quando vedevo questa uscita dal basso, che a volte l'hai rischiata in moltissime volte questa uscita dal basso, un lancio lungo e pedalare, fai il lancio lungo, facciamo salire il centrocampo e la difesa e poi Dio vede e provvede. In questo momento qui, ve l'ho detto, i tifosi sono un po', non vi riesco a capire sinceramente, e vi ripeto, quando io ho sentito, potevamo vincere questa partita, non prendiamoci per il culo, io l'ho detto, prendiamoci questo pareggio e stiamo zitti, poi a Barcellona ce la gioca, fra 20 giorni si vedrà il Napoli di Calzona, se tutto va bene si vedrà il Napoli. Ma no che perché abbiamo pareggiato, no, hai visto pure i cambi che ha fatto, pure quei cambi li faceva pure Mazzarri, cioè io vedo cose assurde. Comunque, come detto, il pareggio, se proprio stare a guardare tutto non era nemmeno giusto, però c'è stata quella cattiveria di dire, proviamo a pareggiarla, proviamo tutto, e c'è stata. Quindi qualcosa si è visto, perché io ho detto, a tratti è stato un bellissimo Napoli, a tratti. I primi 10 minuti, i primi 15 minuti, no, è da prendere e da buttare nel cesso, per l'ansia che ci avete messo addosso. Però io questo ci tenevo a dire, questo è il giorno dopo, quindi a mente fredda, quindi con tutto calma si riflette. Però vi ripeto, non fatevi fregare da chi vi dice che il Napoli poteva vincere questa partita, perché non è vero. Secondo me vi vuole prendere solo in giro. Detto questo, iscriviti al canale e noi ci vediamo per Ren Milan post partita e poi per la Roma Feyenoord di questa sera. Quindi ci vediamo più tardi. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao.